Nel centro turistico culturale di San Basilio, ad Ariano nel Polesine, Meandri di storia, mostra fotografica realizzata nell'ambito del progetto San Basilio di Ariano nel Polesine, tra Po e Adige, tra Etruschi e Veneti, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il comune di Ariano nel Polesine. Dico ritrovati perché è un secondo appuntamento di questo progetto da Ariano nel Polesine agli Euganei per Etruschi e Veneti, progetto che vede la sinergia di vari enti. Insieme al comune di Ariano nel Polesine ne fa parte l'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha fatto lo scavo il mese scorso, l'Università di Padova che sta svolgendo lo scavo in questi giorni, il Ministero per i Beni Culturali e il Turismo, l'Ente Parco, il prezioso contributo nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Croazia-Vague e il preziosissimo sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ecco, questo oggi inauguriamo la mostra che è all'interno di questo progetto e che sta procedendo rispetto a tutto quello che appunto si era un attimo programmato. Sono in corso in questi giorni le visite guidate allo scavo con l'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine, che ha accolto, diciamo, favorevolmente la proposta che abbiamo proposto, appunto, anche se effettivamente l'inizio anno scolastico non è un momento in cui le scuole sono solite, diciamo, uscire con i ragazzi, però hanno colto l'opportunità unica di questa uscita che è stata loro proposta e quindi sono presenti praticamente tutti i giorni, penso, insomma, tutti i giorni. Ecco, questa è un'opportunità veramente unica che viene data di visitare uno scavo aperto appunto ai ragazzi. Ecco, questo progetto è un progetto che noi vorremmo come amministrazione vedere in tutto il corso dell'anno. Abbiamo intenzione di pensare questo anno come un po' l'anno dell'archeologia, se vogliamo, ad Ariano, inserendo quello che sta succedendo a San Basilio anche in altre iniziative che verranno svolte all'interno di altre associazioni, quindi pensiamo ad attività che possiamo programmare con la biblioteca, pensiamo ad attività che già sono programmate, per le quali ringrazio Stefania Paiola dello studio DIF che sta collaborando, diciamo, per la formazione già con le guide con i ragazzi e che si è resa disponibile a tenere una conferenza nell'ambito dell'Università Popolare che tengono le loro lezioni, nel quale ci siamo inseriti proprio pensando di tenere vivo il tema dell'archeologia e di quello che sta succedendo a San Basilio anche in altri ambiti dove la popolazione di Ariano può diciamo, intervenire, può conoscere quindi quanto sta succedendo qui. Altri progetti saranno sul tavolo nelle prossime settimane e questo ci fa solo che piacere perché prova che la sinergia che si crea con tutti questi enti è lo strumento migliore per poter valorizzare e portare avanti un progetto di valorizzazione come è quello che stiamo facendo in questo momento. Ho tenuto per ultima Sandra Bedetti, ma non solo perché poi le passerò la parola, perché ha realizzato e ideato questa mostra che ci porta insomma a valorizzare e ripercorrere le scoperte archeologiche del delta del Po, particolarmente inserendo nel periodo tra il VI e il V secolo a.C. Cioè questo progetto negli intenti di chi l'ha ideato non è soltanto un progetto che faccia conoscere l'archeologia alla cittadinanza e a chi visita questo territorio. Noi veramente vorremmo alzare l'asticella, vorremmo fare in modo che questo progetto, San Basilio, questo luogo e l'area archeologica fuori e gli scavi in corso siano anche un attrattore per nuove persone che visitano il territorio. Questo è il fine ultimo e io spero che ci arriveremo e sono sicura che ci arriveremo perché so che tante altre cose grandi si stanno muovendo. Ogni giorno riceviamo le visite guidate delle scuole del comprensorio, visite guidate dalla dottoressa Paiola. I ragazzi delle scuole elementari, e ieri abbiamo cominciato con le medie, no, del comprensorio sono molto interessati all'archeologia, fanno tante domande, vedono che in fondo c'è un legame
tra per esempio alcuni aspetti della loro vita personale, vedono la stazione totale e dicono mio papà ce l'ha perché fa il geometra, e poi però chiedono come funziona. Anche questo è un modo, diciamo così, per coinvolgere il territorio, per coinvolgere le generazioni future che magari un giorno come noi si dedicheranno all'archeologia. E questo investimento nell'archeologia credo che abbia un valore strategico, perché il Delta è una realtà estremamente importante, un grande attrattore turistico in crescita, ma soprattutto è una realtà che può arricchirsi con l'apporto appunto di tutta l'attività culturale che gli scavi, che appunto lo studio delle radici di questo territorio possono apportare. Per cui come fondazione credo che abbiamo investito giustamente in questa operazione e mi auguro che tutto il territorio dell'area più antica del Delta, quindi Ariano, quindi Loreo, quindi Adria, ecco, che sia progressivamente investita da queste attività, da questi investimenti, diciamo, e da queste ricerche, anche proprio per valorizzare quello che c'è, che è stato già scoperto, e per scoprire qualcosa di inedito.